sono arrivata al punto panoramico. Ci ho messo decisamente, non ho neanche fermato il tempo. Vabbè, sono circa 3 chilometri dalla macchina qua su. Soddisfazione tantissima, perché ho fatto tanta fatica, tantissima. Cioè 3 chilometri li ho fatti in un'ora. È tanto, ma dovete considerare che la salita è così. In alcuni punti è ripidissima, non so che pendenza ci sia in alcuni punti, ma è tanta. Ho già fatto le riprese, quindi adesso vi lascio alle riprese che ho fatto, mi mangio qualcosina. Voglio ricordare a chi lo sa già e voglio dire a chi invece è nuovo su questo canale ed è arrivato in questo punto e sta ascoltando, ecco, che io ho un secondo canale che si chiama The Silent Mountain e lì carico solo video, senza me che parlo, solo video sulla natura, animali o natura, insomma, ASMR, io che cammino nel bosco, io che cammino su un sentiero, io che cammino da qualche parte, insomma solo video di questo tipo, oppure video statici. Se vi interessano video di questa tipologia, lì c'è il canale, lo trovate sotto nella descrizione del video e magari ve lo scrivo, vi metto siccome ci sono tanti canali con quel nome, vi lascio il logo qua in sovraimpressione, che così sapete qual è. E quindi vi invito ad iscrivervi anche a quel canale. Vorrei far crescere anche quel canale, ma non mi do limiti di tempo, nel senso che l'ho creato per hobby. Purtroppo dovrei caricare molti più video, lo so, molto più spesso, però diciamo che non mi è stato semplice in questo periodo. Adesso ho ripreso a camminare, quanto riuscirò ad andare avanti non lo so, perché c'è sempre qualche imprevisto, però cercherò di portarmi sempre dietro con me la nuova action cam, il telefono ce l'ho sempre, quindi cercherò di filmare sempre qualcosa. Vi lascio alle immagini e io intanto vado a fare la merenda, perché lì c'è anche un tavolo con le panchine. Aspettate, perché è un posto di fortuna, ecco. Se si vuole stare in silenzio basta venire qua, qui non c'è nessuno, anche perché ci si arriva a piedi, ci si arriva anche in macchina, però bisogna avere il permesso per poter salire con la macchina e quindi ci si arriva solo a piedi in sostanza, e, a meno che non ci si faccia portare su da qualcuno che può, ecco, qualcuno del posto. Comunque se no ci si arriva solo a piedi, e siccome la strada è molto ripida, è tutta d'asfalto, la gente non viene su di qua e secondo me pochi conoscono questo posto, per fortuna. Quindi basta, mi mangio la mia crostatina meritatissima, vi saluto, vi lascio le immagini. Ma guardate che bella questa manita, e questa c'è, va sopra, che meraviglia, bellissima. E qui c'è un'altra famigliola a vagare nel bosco, qua c'è un'altra famigliola, queste sono vecchie però, questa è decrepita, poretta. Vado sulla strada. Durante la discesa faccio lo spuntino con i lamponi, perché qua in fianco strada è pieno. Tutta questa strada qui è piena di piante di lamponi. Veramente ce ne sono tantissime, quindi si fa anche lo spuntino mentre si cammina. Momento pausa, perché questa discesa è massacrante.
che è talmente tanto in pendenza che ti uccide le gambe. Adesso mi ero seduta qua. Adesso riprendo, non manca tantissimo alla macchina. Oddio, manca un po', perché sembra corta la strada, in realtà c'è ancora abbastanza strada. Il peggio è che è asfaltata, no? Avrei potuto fare come ieri, andare di là alla cascata, fare il giro tondo, fare l'anello, però no, perché incontro troppa gente e quindi già ho schivato una comitiva di ragazzi. Mi sono fermata prima, che li ho sentiti in lontananza, mi sono fermata e quando avevo i lamponi in mano, ecco, stavano arrivando su per strada, però loro hanno preso la strada che va verso la frazione Villanova, verso la frazione di Borca, quindi boh, li ho schivati. Vabbè, io adoro essere da sola. Certo, è agosto, non posso pretendere di essere da sola nel bosco. Cioè, nel bosco anche forse sì, ma su una strada così no. Però dai, mi è andata bene anche oggi, non ho trovato tanta gente, anzi, per essere in questo periodo veramente poca gente, ma perché questi non sono percorsi famosi, tipo Cortina d'Ampezzo, ci sono tutti i sentieri più famosi. Questi sono percorsi un po' così, per chi viene qua in paese, in albergo e vuole fare un giro, non vuole andare magari a Cortina perché c'è troppo traffico, o non può andare a Cortina perché non se la sente di affrontare la colonna, ecco, più che altro, e può comunque fare un giro nel bosco stando in paese, no? Sono giretti un po' così. E comunque, sapete cosa ho notato? Ho notato che gli alberi, soprattutto un po' più in alto, stanno già cambiando colore e stanno perdendo le foglie, perché ha fatto talmente tanto brutto a luglio che si sono scombinati e tanti stanno diventando arancioni e stanno perdendo le foglie. Infatti mi cadevano le foglie addosso, ho detto no, è già autunno, cioè l'estate l'ho persa quest'anno. Ero così contenta perché mi sono detta quest'estate non lavoro, vado a camminare tutti i giorni, me la godo veramente, prendo il sole tutti i giorni. A giugno c'è stata la frana e quindi lì mi ha scombinata completamente, non avevo proprio la testa, no? Luglio ha fatto pioggia tutto il mese. Adesso agosto ho iniziato a uscire un pochino, ho iniziato a godermi un attimino la montagna, vediamo quanto dura, perché comunque tempo zero, siamo a settembre, quindi vabbè dai, vi saluto e vado verso la macchina e vado verso casa. Oggi ho deciso di fare fettuccine di zucchine, adesso faccio andare qui e ci aggiungo i gamberetti perché ce li ho di là. E allora ho detto faccio zucchine e gamberetti. Questi sono pomodorini dell'orto. Cosa stai facendo, Bue? No, niente, io non sto facendo niente. Ti dà fastidio la luce, vero? Lo so. Però se no non ti si vede. Cosa stai facendo? Stai giocando con il piedino della cassapanca. Guarda che ti ho visto, sai? Però sei anche un po' stanco, vero? E vuoi un po' di coccole? Sì. Ecco, senza luce non ti si vede quasi. Sì, ti si vede però. Uè. Cipi! No, perché questo qua salta e mi prende la mano. Cosa fai? I panini? Ah, rotolone. Che bello.
Vai a mangiarti ancora un po' di pappa, che ce l'hai lì. Non l'hai mica finita, sai? Eccolo là. No, io non sto facendo niente. Ti ho visto, sai? Oggi ragazzi, allora, bue non c'è. Oggi mi devo dedicare a questo che ho iniziato ieri sera. Io adesso apro, tiro via il telo e questo è il lavoro che mi aspetta oggi. Sabato pomeriggio, sera, ho aiutato Franz e ho usato lo spaccalegna che non avevo mai usato in vita mia. Come delle frecce siamo riusciti a finire a riempire il furgone, insomma. In due a spaccare legna, insomma, è molto più veloce il lavoro. Buon lavoro a me, mi metto all'opera, non vi filmo niente, ma mi metto all'opera perché sono già parecchio in ritardo, sono già le 9:30. Ma sono abbastanza stanca, sono finita dalla giornata di ieri. Ieri eravamo stati in baita, però non ho filmato quasi niente. A parte che eravamo in 11 alla fine a mangiare e non ho filmato niente perché eravamo in compagnia, il telefono sinceramente non l'ho neanche guardato. Ce l'avevo lì con me per filmare qualcosa, il cibo, però poi non l'ho guardato il telefono. In baita non prende, il mio non prende, in pochi punti in quella zona lì. E lì proprio non prende, quindi alla fine io metto modalità aereo quando andiamo su e il telefono o lo uso per filmare o me lo dimentico praticamente. Infatti ieri poi ve lo sono dimenticato. Niente, detto ciò vi lascio, vado a fare qualcosina, che sono stanca, però vado perché devo fare abbastanza in fretta sto lavoro. Solo che ho anche male alla spalla, perché appunto sabato a tagliare legna, spaccare la legna, man mano che la spaccavo la buttavo sul furgone e lanciarla mi ha un po' infiammato la spalla. Questa spalla qua è massacrata da quando facevo pulizia come lavoro, quindi è rimasta, cioè, infatti ho male, però non importa, bisogna fare sto lavoro, c'ho anche un livido. E poi ieri me ne sono accorta e ho detto, Madonna che livido, quando ho spaccato legna. Vabbè, vi saluto, vado a fare questo lavoro. Qua c'è un bue. Oggi ho provato a dargli un cuscinetto, ma non lo guarda più di tanto. Guarda. Comunque ho sistemato. Cosa c'è? Prima mi ha preso il piede per giocare. Allora niente, questo è l'aggiornamento. Praticamente questa è tutta la legna che ho messo via. Ho svuotato il furgone completamente e quindi adesso dobbiamo fare altra legna. Domani pomeriggio iniziamo a spaccare altra legna. Io con lo spaccalegna, Franz con la motosega, insomma, ci arrangiamo in qualche modo e ci organizziamo e lavoriamo insieme come l'altro giorno, che non vi ho filmato niente, ma l'altro giorno ho spaccato la legna. Ah, ve l'ho detto stamattina, sì, ecco. Quindi questo era tutto il furgone, un bancale intero più una fila quasi intera e 2 ne ho iniziate. Le ho iniziate per far stare su l'altra. Comunque se boh, che gioca. Comunque dai, questo è quanto, insomma, l'aggiornamento è questo. E qua c'è un bue che gioca col cuscinetto. Che carino! Oh, finalmente. Invece che giocare col mio piede, finalmente gioca col cuscinetto. Per lui è una novità, lui non sa cosa sia quella roba. Non l'ha mai vista, secondo me, in vita sua. Che bravo. Bello bue, bello cuscinetto. Gli piace tanto. Vi faccio vedere l'aggiornamento. Qui ho messo cuscino marrone, questo è quello vecchio, infatti è tutto sbiadito dietro, quello giallo. Mi mancano altri 2, forse sono arrivati oggi, nel pacco devo ancora aprirlo. Qui manca ancora la terra nei 2 vasi, nelle 2 fioriere, e lì ho messo quello beige e quello marrone. Basta, insomma, questo è l'aggiornamento. Qua stiamo sempre scalzi, cioè io sto sempre scalza perché tanto passo l'aspirapolvere tutti i giorni, anche di fuori. Forse domani andrò a fare spesa, forse. Agosto è un mese difficile per muoversi qua, lasciamo perdere. E io dovrei andare a fare la spesa, ma non so quando andare. L'unica sarebbe andare domani mattina
e essere tipo alle 8 già fuori dal negozio. Cioè dovrei essere già partita tipo alle 7, dovrei partire da casa per trovarmi all'apertura del negozio e fare la spesa più o meno tranquillamente e tipo per le 10 essere a casa, una cosa del genere. E poi magari mi rimarrebbe anche il tempo per fare un video spesa, che poi vedrete a settembre chiaramente, vabbè, tanto non ha importanza, i prezzi sono quelli. Io vedo se domani andare a fare la spesa. Vero bue? Bello! Quando faccio così, allora inizio a fare pane per terra. Quanto sei carino! Ah, lui adora stare qua con me, vero? Tu adori stare qua con me, vero sì? E il telefono, sì. Guarda, guarda pure. Guarda il telefono. Guarda il telefono, guarda. E tu sei là. Ma tu non ti vedi, vero? Non sei tecnologico tu. No, questo mi vuole prendere la mano. Devo stare attenta. È un po' aggressivo a volte. È poverino, è randagio. Non posso pretendere, non è un gatto domestico. Cosa fai? Bue, cosa fai là? Ah, che carino. Bue, fai pane in aria. A te non piace tanto il cuscinetto? Provi a giocarci, ma tu non lo capisci tanto, vero? Vabbè. Io vado dentro, Bue, ti lascio qua tranquillo da solo. Di che casino che c'è qua su. Io vado dentro. Sì, vabbè, ma tu stai là tranquillo, tanto non passa nessuno, dai. Le ultime parole famose. C'è un traffico di notte su queste strade, gente che gira a piedi a qualsiasi ora. Vero Bue? Ah, ti sei messo sopra il cuscinetto adesso. Tu controlli il portone. Sarebbe meglio controllare dall'altra parte, non il portone. Bue, vado dentro. Tu stai là. Bravo.